bello. Ragazzi, buongiorno, oggi facciamo un ragù emana, facciamo che polpattella sotto forno di pacchera. Allora, paccheri, provola, pomodori, scalogna, perché lo scalogno è meno invasivo, olio, basilico che è uno spettacolo, uova, mollica di pane, tonno, sale e pepe. Primo passaggio, olio e scalogna. Che è bella, mamma mia, adoro lo scalogno, è bellissima. Mettiamo il nostro pomodoro dentro e lo facciamo cuocere circa 2 ore e mezza. Il basilico, guardate quanto è bello. Amma lavato tanto bene, ci spazziamo in da così. Un pizzico di sale. Quando basta, e mettiamo il coperchio sopra. Se fa un ragù, facciamo le polpette tutte. Intanto acqua e mollica di pane. La mettiamo dentro e la facciamo umidire. Umidita, aggiungiamo uova, un pizzico di sale sempre e un po' di pepe e aggiungiamo il tonno. Ho messo tutti gli ingredienti, mamma mi sta tanto bella così con le mani. E facciamo una bella piscinella così è fritta, perché non ragù, la polpattella, l'hanno già fatto tutto quanto, non lo sia nata no. Mettiamo le polpettine. Li alziamo, guardate qua, così un bella, mamma mia. Wow, guardate questo ragù come ha combinato, mamma mia. Wow, sono diventato proprio un ragù. Sale quanto basta, non basterà mai, buttiamo a cascare. Paccheri 4-5 minuti, non di più, non mi fa mullare perché il resto lo dobbiamo fare nel forno. Come sta da là, tosta, fagli vedere, vieni qua vicino a me, qua. Bella lucida. Ma non abbiamo portato la carrozziera a fare una pasta di pasta. Aggiungiamo le nostre polpettine, guardate qua, all'interno. Tiriamo sempre tutto e facciamo vedere il sapore e il sugo del ragù napoletano fatto con polpettine di tonno. Arravagam tutto cose, guardate qua, il polpattella, pacca, guardate qua, spettacolo. Per illustrare di provola, assicuriamoci che mettiamo da tutte parti, perché una chiappa e nata no, se no, ci mettiamo la salsa a cascare. Il cavolo, dopo che vanno grattugiato su, tu sapete perché? Perché ha dato bella croccante. Spettacolo. Lo mettiamo nel forno 180 gradi per 13-15 minuti. Lo facciamo bella croccante. Ragazzi, la sveglia suona! È già come asciuga fuoco. Mamma mia, del cavolo. Bello. Mamma, guarda questi polpettini. Mo' il momento più bello è il momento di assaggiare. Mamma mia, ma che è crema, e che profumo, e che dura.